Resi noti i risultati delle elezioni nei collegi uninominali, il centrodestra raccoglie ben 14 seggi. Alla Camera e al Senato gli altri 4 seggi se li dividono 2 a testa il Movimento 5 Stelle, i candidati di De Luca nel Messinese, nel plurinominale proporzionale, eletta anche l'empedocrina Ida Carmina di 5 Stelle, per la Lega la licatese Annalisa Tardino. Questi gli eletti: Gianluca Caramanna, Fratelli d'Italia, Antonio Giordano, Fratelli d'Italia, Giorgio Mulè, Forza Italia, Annalisa Tardino della Lega, Ida Carmina, Movimento 5 Stelle, Valentina D'Orso, Movimento 5 Stelle, Daniele Morfino, Movimento 5 Stelle, Peppe Provenzano, Partito Democratico, Davide Faraone, Azione, Italia Viva, Maurizio Leo, Fratelli d'Italia, Maglio Messina, Fratelli d'Italia, Gianfranco Rotondi, Fratelli d'Italia, Matilde Siracusano, Forza Italia, Anastasio Carrà, Lega, Luciano Cantone, Movimento 5 Stelle, Angela Raffa, Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, Movimento 5 Stelle, Anthony Barbagallo e Stefania Marino del Partito Democratico, Giuseppe Castiglione, Azione Italia Viva, Ella Bucalo, Fratelli d'Italia, Salvo Pogliese, Fratelli d'Italia, Gianfranco Miccichè, Forza Italia, Nino Germana Lega, Barbara Floridia, Movimento 5 Stelle, Chetti Damante, Movimento 5 Stelle, Pietro Lorefice, Movimento 5 Stelle, Teresa Bellanova, Azione Calenda, Anna Maria Furlan, Partito Democratico, Antonio Nicita, Partito Democratico. È una grandissima, evidente emozione perché essere e sentirsi la responsabilità di 3 province, perché il collegio è 3 province della Sicilia di oltre 1 milione di abitanti, è certamente una cosa molto significativa per l'esistenza di ogni persona. Naturalmente sono contenta del risultato anzitutto del movimento, prima ancora che del mio, perché il mio è legato al movimento, perché avere oltre il 28% dei consensi in Sicilia significa che i siciliani hanno apprezzato le misure poste in essere da questo movimento e soprattutto le battaglie per la giustizia sociale, l'attenzione agli ultimi, la battaglia per l'ecologia, per la transizione digitale, che sono sempre battaglie volte al benessere della gente e della società, quindi è una soddisfazione grande. In quali saranno le istanze di questo territorio che lei porterà a Roma in Parlamento? Beh, sicuramente quella dello sviluppo economico e del lavoro è da portare avanti e di una giustizia redistributiva in termini di valorizzazione delle strutture, quelle esistenti, e la creazione di situazioni infrastrutturali mancanti. Io non voglio parlare di certe, come dire, l'aeroporto di Agrigento di cui si parla dico da tempi immemori e poi in realtà non si riesce mai a realizzare, però ci sono tante potenzialità. Questa terra è ricchissima, è stata sicuramente mal governata. Noi siamo stati al governo ma soli 4 anni non possono rimediare al ritardo e al degrado creato da 70 anni almeno a questa parte, se non di più, e quindi questa. E sicuramente l'altra è la lotta al sistema mafioso clientelare, perché davvero io ritengo che quest'isola abbia diritto a sentire, respirare ovunque il fresco profumo di libertà, e solo liberandola da vecchi lacci e lacciuoli potremo andare avanti. Queste sono le leggi, una esigenza di giustizia a partire dalle scuole, che devono essere uguali a quelle del nostro. I nostri studenti hanno gli stessi diritti degli alunni del nord e tanto altro, quindi bisogna ridisegnare il sistema Italia, sburocratizzare. Io metterò tutta me stessa, le competenze che ho acquisito personali dal punto di vista professionale. Io sono avvocato, sono stata commissario di polizia, sono stata legale d'impresa, attualmente insegno diritto d'economia, e anche dal punto di vista politico, perché l'esperienza di 5 anni di sindaco del comune di Porto Empedocle, pur essendo di pochi abitanti, è sicuramente un comune molto importante nel sistema Sicilia, oltre che nel sistema Italia, perché noi abbiamo infrastrutture nazionali, siamo Porto Autorità che fa parte dell'autorità portuale di sistema della Sicilia occidentale. Siamo in realtà il principale snodo della questione migranti, perché Lampedusa è lo scoglio di primo approdo dei migranti, il primo rifugio, ma poi tutto passa attraverso Porto Empedocle, la provincia di Agrigento e comunque questa fascia costiera che io rappresento.